Eder, Mac, Pallister. Claudio, guarda, veramente mi fai pena perché mi dispiace per te, però Liliana era mia. Assassino è un termine che non accetterò mai e io mi sento dentro sereno e tranquillo. Sterpin l'altro giorno ha detto di essere il movente dell'omicidio di Liliana. Può essere, l'avrei fucilato all'istante. Ma dai, scherziamo, figuriamoci. Come mai alla tua amica di quarto grado hai detto che il figlio di Liliana era di Claudio? Perché era un mio pensiero, un'ipotesi. Ricordiamoci che loro si conoscono da 40 anni, poi lui disse che lui era un farfallone, che comunque una delle tante era anche Liliana. E Liliana con te secondo te era felice? Certo che era felice, se no me lo diceva. Lui ha tanta fantasia, guarda, lei è stata con me 32 anni. Abbiamo fatto la festa dei 30 anni insieme, ci siamo scambiati gli anelli, mi sono inginocchiato, gli ho chiesto la mano, contentissima, felicissima. Magari faceva finta di essere contenta. Ma dai, mi adorava. Qual è il segreto degli hard disk? Io in quel periodo là ero in uno stato d'animo, in una situazione, pensare di perdere la moglie, salutarla la mattina e non vederla mai più, né da viva né da morta. Un dramma, una tragedia scioccante, e a te invece cosa viene in mente di fare? Prendere gli hard disk e portarli a Pino e Laura? Ma che senso ha? No, perché è la nostra vita. Non è che per caso avevi qualche foto porno, furbacchione? In che senso forte art? In un campo nudisti, in spiaggia gliel'ho fatte, perché non si possono fare alla moglie? Non è che in quegli hard disk invece c'erano foto di Liliana con Claudio? Assolutamente, questa è una balla e quando tutto sarà finito mi piacerebbe incontrare questo signore. Direi: Claudio, guarda, veramente mi fai pena, mi dispiace per te, però Liliana era mia. La nostra relazione speciale è iniziata il 19 dicembre dell'81, che è stata la prima volta, e a periodi alterni per 40 anni non si è mai spenta, motivo per cui fate voi. Io non voglio dire altro, non voglio neanche fare ping pong come con Sebastiano, come lui all'inizio del suo apparire voleva dire. Dico solo che Sebastiano forse, dico forse, era stato quello che dice per Liliana, ma negli ultimi almeno 5 anni, se non più, lui per Liliana era esclusivamente l'uomo con il quale doveva, se così vogliamo dire, essendoselo preso, e passare i weekend. Lei passava i weekend col marito, tutti gli altri 4 giorni della settimana per conto suo. Quanto grande amore è! Dopodiché dirò a Sebastiano l'unica volta, l'unica cosa per la quale ricontrabatto quello che lui ha detto, che ha asserito ieri. Lo dico che è bugiardo se dice che la mattina del 14 dicembre alle 9 era a portare i coltelli in Galleria Rosoni. Quella mattina stessa c'è la testimonianza della donna che ha iniziato il lavoro lì, ha trovato i coltelli già là, vuol dire che erano stati depositati la sera del 18, se di coltelli si parla, no, la sera prima, non del 18 ma del 13, alle ore 18. L'alibi di Sebastiano adesso come adesso è pieno di buchi e verranno fuori i buchi dell'alibi di Sebastiano, basta controllare dove era lui a quelle ore che lui ha detto, ecco, è già tutto provato e scritto. Lui probabilmente ha detto le cose a casaccio, però nero su bianco verrà riscritto il suo alibi e compariranno i buchi. Sterpin, il movente dell'omicidio di Liliana. No, il movente, alto là, non ho mai detto che sono il movente. Non mettermi in bocca cose che non ho detto. Potrebbe essere uno dei moventi, potrebbe, è sempre condizionale, non è. E perché se loro la mattina hanno litigato, o addirittura il giorno prima o altri, con lei che gli diceva delle sue intenzioni, cosa che mi diceva già da alcune settimane che avrebbe fatto, è chiaro che salta il movente, è chiaro, no? Tanto ci vuole. Cioè, lei gli dice: guarda che io fra 2 giorni, come noi eravamo d'accordo, me ne vado da casa. E mi diceva sempre in quei giorni: troverò il modo per dirlo a Sebastiano. Ecco. Lei non voleva lasciarlo in braghe di tela. Io le ho dato ragione, perché economicamente, se no, lui
poteva essere rovinato, se così si può dire. Invece con tutti i liquidi che giravano per casa, evidentemente non sarebbe stato così. Non è escluso che quella mattina abbiano litigato e verrà fuori cosa è successo dopo. Intanto io non devo produrre a nessuno niente, primo. Numero due, se una persona intelligente controlla il fatto che lei, Liliana, nel mese di dicembre è venuta a casa mia 2 volte e si è fermata ogni volta 6 ore, è provato dalle celle, è provato. Una donna che viene a casa mia veniva per stirare anche delle camicie, è chiaro, ma subito dopo le camicie avevano perso la loro importanza, sono rimaste importanti esclusivamente per l'Italia, che ha trasformato Liliana in una serva che viene a casa mia a stirarmi camicie. Invece le 6 ore il giorno 1 dicembre e altre 6 il giorno o 7 o 8 che lei è rimasta a casa mia, se uno non è idiota potrebbe pensare che abbiamo fatto qualcos'altro oltre che stirare camicie? Domando, parliamo fra uomini o fra ragazzini d'asilo? No. Io non posso più parlare in questi termini. Per farvi capire, io ho dichiarato in polizia il 15 dicembre, cioè 8 ore o 9 dopo che lui è andato a fare la denuncia di scomparsa, e l'ha fatta, badiamo bene, non per scomparsa ma per allontanamento volontario, in maniera di impedire alla polizia di ricercare una persona che secondo lui se n'era allontanata volontariamente, motivo per il quale non si possono fare certe ricerche, giusto? Chiaro. Siamo d'accordo fino a qua? Perfetto. Eccolo. Lei è scomparsa quel giorno, lui non ha fatto niente per ricercarla, motivo per il quale il fratello lo ha abbandonato subito come ex cognato. Lui, che continua a dire che era l'uomo di Liliana, potrebbe essere stato fino a molti anni prima, potrebbe essere stato, non lo discuto. Io intendevo dire prima, dal 91, noi non ci siamo mai persi di vista. Saltuariamente è chiaro che sia lei che io avevamo i nostri periodi nei quali ci sentivamo per telefono e basta. E come mai Liliana non l'ha lasciato? Questo si dovrebbe chiederlo a lei, cioè lei si sentiva in gabbia ma non aveva, cioè lei me lo ha detto più volte, la casa è mia, dove vado? Se vado via? Essendo una donna fatta in qualche maniera con metodi antichi di visione della vita, ecco, lei era il sostentamento della famiglia, pensava peggio di quello che era la situazione finanziaria di Sebastiano. Lei diceva che senza me lui ha 500 euro e non poteva fare nessun acquisto. La banalità, che io l'ho detta già qualche decina di volte, forse in questa trasmissione mai. Dal 1° dicembre al 14 dicembre, 14 giorni, 7 loro sono stati, prima 3, un weekend, i 2 weekend sono stati via da Trieste, e il giorno 8, festa dell'Immacolata anche, rimangono 7 giorni. 7 giorni di dicembre noi ci siamo sentiti per telefono 17 volte, 17. Lei ha chiamato me 14, io ho chiamato lei 3. E dopo Sebastiano mi viene a dire che la terrorizzavo, lei camminava come una animale in gabbia quando io le ho fatto l'ultima telefonata, 16 minuti, e lei era al numero 77 di Via Giulia, cioè al supermercato Giulia in Via Giulia. Altro che, ecco, io non ho mai raccontato una palla, mai ne la dirò. Io vado contro tutti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.